quando cantame su una mucusino e portamo alle grizze una ballo che pizza e mo cantame su una mussu canto che sono uno nostro e l'uno nostro soltanto quando chi canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo quando chi canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo cantame su una metalla per tutte le mani quando chi canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo Abbiamo oggi qui insieme a noi Indarranciamo, quindi bentrovati a tutti i componenti del gruppo, sempre da Dissonanze Studios, ovviamente accompagnati dal ovviamente capitano di questo progetto Natale Centofanti. Bene, felice che una diciamo delle persone che è rimasta e ha partecipato proprio alla fondazione del gruppo, quindi ben trovato anche a te. Quanto tempo c'è dietro al lavoro, al progetto Indarranciamo? Chi sono i componenti? Presentaceli, insomma. Allora, il gruppo è nato 5 anni fa, sì, con una prima versione di elementi del gruppo. Poi 3 anni fa abbiamo fatto un miscuglio e abbiamo inserito nuovi elementi molto più preparati, molto più professionali. Sì. Comincio a presentarli subito. Alla mia Certo. sinistra Alessandro alla chitarra battente, sì, che poi tra l'altro non ha portato tutto qua questa sera, ma suona tanti strumenti: la pipita, il marranzano, la lira calabrese, Marranzano detto anche scacciapensieri. Scacciapensieri, sì. In altri termini. e la chitarra classica e i fischierotti di ligno, uno strumento tradizionale nostro. Sì, quello doppio di solito. Sì. Okay. Poi abbiamo Nicola alla chitarra acustica, alla chitarra classica, alle 12 corde anche quest'anno. Dietro di noi abbiamo il nostro percussionista, è il più giovane del gruppo, al tamburello a cornice e percussioni, Livio Messina. Sì. Al basso elettrico il più piccolo del gruppo, l'omone del gruppo, Il gigante buono, altresì detto. Cosimo Vallone. Andando alla mia destra invece abbiamo Sì. Giuseppe Casuscelli alla Fisarmonicista. fisarmonica, organetto e bandoneon. Qui dovremmo soffermarci un secondo. Il Cos'è bandoneon è uno bandoneon? strumento argentino, dicono, però nato in Germania, che è nato in Germania. Ecco, adesso ce lo fanno. Ah, questo è il C'è bandoneon. il bandoneon. Io ne approfitto per, se interrompo un attimino la presentazione dei componenti del gruppo, però a questo punto una parentesi va aperta. E come un organetto però, la differenza sta, lo chiedo direttamente a te allora intanto. Ciao. È come la fisarmonica, no? Come Sì. l'organetto. Però ha la stessa fisionomia della fisarmonica a bottoni. Sì. Però- Però è quadrato, cioè non Sì, è sì, sì, cubico. ma cambia solo la forma e un po' il suono. È un po' il suono. Tu Sì, ti trovi sì, meglio con la Per me è fisarmonica? indifferente, per me è indifferente, Ma tanto la musica viaggia attraverso qualsiasi mezzo. Sì. Perfetto, grazie per questa precisazione. Alla mia destra, Sì? alle voci, ai cori e al ballo, mia moglie, Maria Carmela Tripodi. Quindi devi sopportarlo anche quando sei a divertirti, a cantare, a ballare. Purtroppo Maria Carmela, ognuno ha le sue croci. Passiamo alla mia sinistra, la più simpatica del gruppo, sempre cantante, ballerina e corista, Ilenia Currao. Ilenia Currao. Allora, ben trovati nuovamente a tutti in questa puntata. Risottolineeremo il discorso che la musica popolare, diciamo che è molto particolare e diversa dal resto degli altri generi, perché molto spesso viene relegata a dei valori che si tramandano anche attraverso la musica. Di generazione in E generazione. quindi anche agli usi e costumi proprio nostri, del nostro territorio. Sì. E in Indarranciamo credo che abbiano affrontato questi temi diverse volte, anche con i brani che ci farete ascoltare oggi, Sì. perché ascolteremo anche Antichi Misteri, comunque un brano che parla appunto degli antichi misteri, che vecchi molti valori, dei quali vecchi adesso lavori che c'erano una volta e che oggi non sono scomparsi, diciamo, con la crisi che c'è. o comunque è sono veramente è dei scomparso piccoli, un po' tutto. sono raro da trovare Sì. gli artigiani. Sì, questo infatti Antichi Misteri è un brano che ha scritto per noi il maestro Vincenzo Laganà Sì? di Tropea, proprio ispirandosi a questi mestieri che una volta si portavano avanti con la fatica dell'uomo, che ora sono scomparsi veramente, infatti non si trovano più artigiani come una volta. Assolutamente, poi oggi anche il discorso del digitale ci ha portato proprio ad allontanarci da quello che è la manualità, insomma essere è tutto legati, robotizzato ormai. Esatto, quindi gli artigiani sono rari, come abbiamo già detto. Quindi ce la fate ascoltare questa bellissima canzone, Sì. L'Antichi Misteri, Indarranciamo.
Le mani mu cangi la sorti, sino la vita ti menti in disparti, tu va misteri che patri t'offici, vita di stenti e di sacrifici. Ferro battuto cu duri fronti, acqua non davi muleva la siti, attizza stu fuoco da furnaci ardenti, vennu pezzi pani utimenti in te denti, vennu pezzi pani utimenti in te denti. Antichi misteri succhi di ieri, di quando la gente campava con lenti, di quando lottava chi dente e chi mani, e lo lavoro durava una vita, e lo lavoro so era la vita, e lo lavoro non era fatica. Terra d'amori mi doni la vita, terra me terra tu dammi la pace, tra ogni surco che ci passa l'acqua, tra ogni vina o sangue to c'è, terra me terra o sangue to c'è. Genti di mari piscate e pregati, viventi forti musugno fermati, Iettati rizzi la notte fonda, e quando ambrisci dormiti in talonda, e quando ambrisci dormiti in talonda. Antichi misteri succhigli di ieri, di quando la gente campava con denti, di quando lottava chi dente e chi mani, e lo lavoro durava una vita, e lo lavoro so era la vita, e lo lavoro non era fatica. Dopo aver ascoltato anche questo brano, Felice, raccontaci un po' anche del nuovo lavoro, l'ultimo album, il tour che vi ha visto partecipi l'anno scorso e forse ancora qualche tappa anche all'inizio di quest'anno, insomma, che è stato Namuri Ardenti. Namuri Ardenti. Il tour di quest'anno è Luvento Allegro. Certo. Il tour dell'anno scorso era Namuri Ardenti, un brano che poi vi faremo ascoltare, che ha scritto per noi una signora di Briatico, sì, che è la mamma di un componente del gruppo, e si chiama Franca Esposito. L'amore ardenti proprio parla della storia dell'innamorarsi in lontananza, sì, di persone che si trovavano a distanza, e quindi racconta questa storia. Che è una situazione molto... Il tour di quest'anno è già partito, il 9 maggio a Daffinacella di Zambrone e il 10 a Cariati, sperando di incontrarci in tutte le piazze calabresi e anche fuori la Calabria. A proposito di piazze calabresi, se avete voglia di vedere e scoprire quali saranno le tappe del tour, andate su www.darranciamo con la C, non con la G, mi raccomando, darranciamo.it, oppure sulla nostra pagina di Facebook, sì, Darranciamo Fanpage, okay, dove troverete gli eventi, le foto, i video, insomma, dei concerti, tutto quello che
consiste che il gruppo. Assolutamente. Felice, tu hai comunque una famiglia alle spalle, comunque so che anche un lavoro. Sì. Come mai la scelta di dedicarsi al gruppo? Ho origini folcloristiche, Sì. già da ragazzino con i giganti. Sì? Poi sono passato alle Pacchianelle Città di Briatico, folklore per 20 anni e poi 5 anni fa mi è venuta questa folle idea, vedendo anche già altri gruppi che erano nati, di trasformare il folklore in musica etnopopolare. Ho trovato un gruppo di giovani che sono riuscito piano piano a coinvolgere e a realizzare questo progetto. Siete riusciti già a trovare insomma una vibra unica, diciamo così, Sì, a viaggiare nella stessa direzione, o comunque in sala prova ogni tanto ci sono si sentono bottiglie volare, piatti? No, quello no, bottiglie chitarre. volare, è normale che ognuno di noi ha il proprio pensiero, il modo di esprimersi anche musicalmente, e quindi dice la sua, ed è giusto così. Infatti se ascoltate i brani vedete che ci sono molte elaborazioni, poi molte esperienze musicali che non vengono dalla musica popolare, che vengono da altri stili musicali. Altre contaminazioni, vabbè, anche contaminazioni. altre musiche popolari, non soltanto calabrese, perché anche l'inserimento per esempio della marranzana, come abbiamo detto prima, dello scacciapensieri, va a richiamare ovviamente un po' la Sicilia, immagino, come origini. Diciamo un Quindi po' più la abbracciate Sardegna forse. Anche? Non lo sapevo. Giusto, Alessandro? questa cosa. Chiediamola ad Alessandro, quindi lo posso chiedere, mi Sì, sposto dal nostro Alessandro che suona la chitarra battente, ma come abbiamo detto prima anche altri strumenti. Beh, il marranzano è lo strumento tipico per eccellenza della Sicilia, questo è risaputo, sì. non è sardo, pensavo No, fosse sardo. Allora. No, Diciamo- ovviamente è diffuso risposta- comunque in tutte il sud, comunque in tutte le regioni con una forte presenza, diciamo, di musica tradizionale presente, ecco. Poi noi riusciamo, diciamo, ad inserire nel nostro repertorio, abbiamo inserito anche musiche di altre regioni, comunque di altre tradizioni, come la tamburiata, quindi della musica campana, o la pizzica, musica tipica del Salento, comunque della Puglia, sì. Del Salento, Sì. esatto. Allora, visto che già mi trovo da te a questo punto, ne approfitto. Ale, lanciamelo tu, il prossimo brano che andremo ad ascoltare. Sì, adesso andremo appunto ad eseguire Innamori Ardenti. Per voi, D'Arranciamo, Innamori Ardenti. Non basta tutta l'acqua di lumari, ma sotto fuoco cai un tallo cori e una fiamma sempre viva che appicciasti, che io giorno che mi desti lo tuo amore. E manco me de come possa nare, se io lontano te io a restare, e mi sento un tale braccia tu legare, quando stringo il mio corpo un tallo tuo. Amore, amore, senza te non posso stare. Amore, amore, come l'onda del mare. Amore, amore, dimmi tu come hai a fare. Amore, amore, lo mio cuore taglio a dare. Amore, amore, dimmi tu
Ritorno da Felice, che è un po', diciamo, il frontman, visto che comunque canti, ti sei dedicato anche a quest'arte nel canto, della composizione, anche della musica. Quindi sono tantissimi i brani contenuti nell'album, 10. 10, sì. Nella composizione della musica no, perché i compositori della musica sono proprio loro. Ah, beh, certo, Quindi mica puoi fare esempio. voglio dare qualcosa ad devi- ognuno di loro proprio il giusto che si meritano. È giusto. Io non sono un compositore. Beh, comunque si dà molto da fare. Io lo trovo sempre indaffarato e gira per etichette discografiche, Sì, quello sì, insomma, sì, cercare di sono un po' promuovere il promoter anche del perché gruppo, il manager, è anche questo un diciamo il lavoro tutto fare importante. del gruppo, che è anche importante, e il cantante, diciamo il trascinatore di questa barca. Il gruppo, la zona d'appartenenza del gruppo qual è? Zona d'appartenenza è Porto Salvo Sì. di Vibo Valencia, La base operativa, la diciamo, base lì. operativa del gruppo, in piazza proprio abbiamo la sala prove, Sì. però i ragazzi vengono dai comuni anche vicini, il comune di Briatico e Vibo Valencia. Comunque appartenenti Sì. al comune di Vibo Valencia. Bene, Felice, a questo punto andiamo anche a curiosare, andiamo a vedere la zona, andiamo a conoscere il vostro paese e magari anche a conoscere qualcuno dei vostri figli, chi lo sa. Beh, Sì, quindi quello sicuramente venite insieme a incontreremo noi, qualcuno. Andiamo a conoscere la storia degli Indarrangiamo. Alzavi la mattina e presto presto uscivi dai barconi a cielo soli, solo accompagnato di lo vento allegro, io ti lo canto, io ti lo canto, io ti lo canto, io ti lo canto, lo vento allegro, io ti lo canto. Vinci a cantare di tu barconi con la chitarra in braccia, io mi la sono di bucati sciti chi può dire, o vento portati, parola spasso, parola spasso, parola spasso, parola spasso, io vento portati, parola spasso. Vengo non ci porti di sti paroli, gioiuzza mia senti, quanto mi voglio cada via, mi riviglio, da chi sto malconto, senza di tia, da chi sto malconto, senza di tia, da chi sto malconto, senza di tia.
siamo arrivati alla fine di quest'altra puntata. Io ringrazio ancora tutti gli Indarranciamo. Felice, però non posso parlare sempre con Felice, devo andare a parlare anche con qualcun altro. Scusa, posso avvicinarmi o morde? Mordo. Cioè, è stato bello conoscervi. Ma non avvicino, ma Vieni. è buono oppure Sì. può avere. Avvicino. Perché comunque è strano un bassista, uno che suona il basso. Così, Classica battuta. montagna. Ecco, lo sapevo, ho perso. Va bene, allora me ne vado, ti saluto, ringrazio veramente anche te. Perché ovviamente Grazie a voi. ti voglio bene io essere amico tuo, sappilo, va bene. Ringraziamo tutto il gruppo degli Indarranciamo e alla prossima puntata. Amore, amore, senza te non posso